Filippo Lazzarini. Sì, si diceva proprio adesso nella pausa pubblicitaria che volevo proprio partire dal crollo demografico. È un dato di fatto e giusto nello scambio di idee con il professore Allievi siamo concordi e ne sono felice sul fatto che bisognerà, prima che accettare e regolare gli altri, investire sulle politiche familiari. È vero, a lungo termine, perché ovviamente mica si nasce che si ha già 20 anni. Ma anche forse il discorso è legato anche al mondo del lavoro, stavo pensando, l'incontro domanda-offerta e i famosi centri per l'impiego, perché poi trovi, faccio l'esempio che adesso qua non c'entra, però Veneto, Grafiche Venete, no? Il famoso il titolare che dice ho bisogno di X persone, non abbiamo curricula eccetera, poi il giorno dopo ne arrivano una marea proprio dal Veneto perché non c'è un incontro domanda e offerta e molti anche residenti vicino alla sede aziendale. Poi per carità bisogna avere la qualifica necessaria, ci sono una serie di particolari, per cui magari anche in Italia ci sono tanti che invece che prendersi il reddito di cittadinanza potrebbero mettersi, esatto, però bisogna un po'. Sono d'accordo anche con il fatto di dire che l'immigrazione non è solo ed esclusivamente quella che proviene dall'Africa, si deve investire sia appunto sulla famiglia ma anche sull'economia e sul lavoro e cercare di captare anche qualche mente altrove in Europa. Ma detto questo, nel frattempo sono d'accordo di dire che va controllata tutto ciò che fino adesso non è stato fatto in maniera marginale dall'ultimo ministro Minniti, lo sottolineo. Ma perché? Perché lo dice anche l'attuale ministro Salvini, minori, se tanto ci si indigna di fronte ad immagini più o meno forti che prima citava il collega alla mia destra, che girano sui social, per prevenire le morti di queste purtroppo persone che cercano ovviamente di trovare una soluzione migliore, bisogna anche evitare minori partenze e minori morti. E anche questo è un dato numerico più che di fatto. Allora, tornando alla questione Dublino, l'Italia non è stata abbandonata dall'Europa. L'Italia è stata abbandonata dai Paesi membri dell'Europa. L'Europa, in un certo qual modo, anzi ha aiutato l'Italia economicamente a tenersi e gestire il problema. Non c'è riuscita, quindi il progetto è fallimentare. Gli Stati europei devono farsi carico di responsabilità e anche di dare, sotto un certo aspetto, una risposta tangibile a un problema al quale, ripeto, l'Italia non è riuscita a far fronte. Quindi investiamo maggiormente nel territorio africano. Si diceva prima che costa di più rispedirlo, quindi rimpatriarlo, rispetto che investire sull'integrazione o sulla formazione. Il problema qual è? Che se non si controlla, non si mette fine a questi arrivi, le persone tornano anche più volte. I casi di Perugia hanno fatto vedere che dei tunisini 4 volte pescati, espulsi e ritornavano, quindi davvero all'inizio bisogna chiudere. Tra l'altro, vabbè. Sì, infatti motivo di discussione di questi giorni. Ripeto per l'ennesima volta, Salvini si vuole impegnare concretamente, ha detto che si rende disponibile per andare a incontrare, tanto chilometri ormai è abituato a farne a migliaia in giorni, non so come faccia, comunque andrà a incontrare il ministro dell'interno tunisino e cercherà di collaborare, perché è questo che bisogna cercare e iniziare a fare. E come vede lei la revisione possibile di questo accordo di Dublino, ma che posizione dobbiamo assumere? È corretto quello che stanno cercando almeno che hanno concordato i 5 Stelle e Lega? Raccolgo parole di buonsenso che non sentivo fino a poche settimane fa. Ma lo sto dicendo completo, e quindi sono favorevolmente colpito da questo nuovo approccio, che è un approccio pragmatico che si era già cercato di mettere in campo. Qua c'è stata una chiara sovrapposizione tra l'accoglienza dei migranti salvati in mare, qualche centinaia di migliaia di persone rispetto ai nostri 60 milioni di residenti in Italia, e l'immigrazione in genere, che copre quindi milioni di persone. Così quando parliamo anche dell'inserimento nel mondo del lavoro, bisogna disgiungere il fenomeno dell'accoglienza dei migranti, su cui obiettivamente abbiamo fatto bene, secondo me,
e so che qua rischio di risultare impopolare, nell'accoglienza in emergenza, ma assolutamente male, o comunque si può fare molto meglio in qualcosa che invece sia strutturato come stanno facendo altri paesi in Europa. Io ne ho come dire, la prova provata sul mio territorio e io vedo giorno per giorno che le aziende chiedono che anche i ragazzi migranti che sono accolti nella struttura che è presente nel territorio del mio comune di Noventa Padovana abbiano dei corsi di formazione anche tutto sommato relativamente veloci per inserirli in lavori che, bisogna che ce la diciamo, bisogna che usiamo l'onestà intellettuale nel dirci che molti lavori non sono più fatti da ragazzi nostri nati qui in Italia. Nel mondo della ristorazione, non inteso come il cuoco che va in TV, ma tutta la batteria di cucina, sono per il 90% sono persone straniere. Questo dato di fatto è, cioè, e servono persone che si adoperino in questi ambiti. Nel mondo dell'agricoltura, raccolte non per arrivare come dire, alle distorsioni del caporalato o sfruttamento delle persone, ma anche come dire, in condizioni normali, anche nei nostri territori qui. Sono stranieri che vanno a fare la piantumazione delle piante o i roseti o la raccolta su campo aperto. Quindi sono d'accordo col professore che anche su questo il centro-sinistra deve avere delle parole di chiarezza e dovrebbe iniziare a dire, senza nascondersi dietro il fenomeno, che è bene che cominciamo a parlare di accoglienza programmata, con numeri che siano come dire, alla portata della gestione, dando il più possibile una gestione diretta ai territori, ma qua entra in campo anche però la responsabilità degli amministratori, perché su questi argomenti, signori, cioè non si può mettere la fascia solo quando fa comodo e quando invece c'è da portare un minimo di peso di responsabilità, allora deve essere il carico, deve essere di quello di fianco di noi. Perché quello che la porta, quella responsabilità, la porterà 10 volte tanto e sarà messo in croce, permettetemi il passaggio molto poco borghese, rispetto a chi dice no, e di questo se ne fa un vanto. Allora, o le istituzioni, finita la fase delle escandescenze elettorali, fanno ognuno il proprio pezzo di responsabilità, come umilmente dico io spesso, oppure non se ne esce. E siccome adesso siamo in una fase di filiera completa, perché dalla regione a molti comuni, allo Stato, c'è come dire, la stessa linea di condotta politico-amministrativa. Adesso vediamo come si affrontano i temi. Io dico, quando vedo che viene fatto qualcosa e fatto bene, sarò il primo a dire che siamo qua, anche a dare anche una mano. Per fortuna, e così chiudo, da dove sono partito, siamo usciti dall'iperbole che con schiacciando a terra 3 slogan si risolveva tutto. Non è così, non è così, certo. Cari cittadini. Sì. Se posso, giusto perché mi rivedo un pochino nella persona che porta la fascia e non la porta ma sempre, e quindi mi sento chiamato in un certo qual modo in causa. Perché? Perché io nel mio territorio comunale sto cercando di aiutare una famiglia di 5 persone, quindi trovare un ambiente abitativo, però è una persona che non scappa dalla guerra, è una persona che scappa, sono persone che scappano dalla povertà e sono persone italiane. Io non ho un posto dove farle andare e quindi sono in attesa. Io prima aiuterò i miei e dopo, se ho la disponibilità, aiuterò gli altri, perché effettivamente aiutare il prossimo si deve e lo si fa anche, bisogna, ma lo si fa anche con il cuore. Ma il prossimo, appunto lo dice anche la parola stessa, è quella persona che ti sta più vicino. Io ho persone vicine, i miei concittadini, che hanno bisogno, io aiuterò loro e se avanza davvero mi impegnerò per aiutare anche gli altri. Su questo però non mettiamo sempre, anche il disabile si può mettere in contrapposizione col pensionato lungodegente, il pensionato lungodegente col bambino non curabile, cioè stiamo attenti a questo gioco. No, ma allora lì è il problema di emergenze. Il problema è che spesso le risorse ci sono, quando si decide di fare
la legge prima ai veneti e impedire agli stranieri di entrare nelle graduatorie pari degli altri, come dire, non si dice che in altre regioni confinanti e a governo uguale, tipo la Lombardia, i posti nei nidi e negli asili pubblici sono esattamente il doppio di quelli che ci sono in Veneto. Invece di scatenare la guerra tra poveri si può agire per fare in modo che tutti abbiano il diritto, anche perché poi a protestare, perché poi non si pensa alle conseguenze. A protestare contro questa legge per primi sono stati i poliziotti italiani che vengono da altre regioni a mantenere l'ordine in Veneto, perché i veneti non fanno i poliziotti e i carabinieri, in misura molto relativa, perché preferiscono altri mestieri e si creano delle dinamiche di contrapposizione che vanno poi a danneggiare tutte quanti. Usciamo da questa logica e vediamo invece che questo ragionamento, perché il ragionamento prima i veneti è bellissimo detto in Veneto, se lo dicono in Lombardia a un veneto che si trasferisce lì si incazza, per usare una frase accademica e scientificamente, come dire, ineccepibile. E allora forse si capisce che la linea che conviene non è quella lì, ma è quella di cercare di risolvere i problemi investendo. Per esempio sui problemi di cui avete parlato prima legati al lavoro, bisogna anche uscire per esempio dalla logica formiamo gli immigrati. Certi meccanismi di welfare dovrebbero ritornare ad essere universali, cioè noi abbiamo sia italiani che stranieri che devono essere formati, ma mica solo per l'industria 4.0, anche solo per fare decentemente il lavoro nel settore turistico. E allora bisogna uscire da questa logica, si fanno i corsi per gli immigrati di formazione professionale, si fanno i corsi di formazione professionale che servono e si mettono insieme, non prima gli uni, poi insieme gli immigrati e i veneti che ne hanno diritto e bisogno, in modo che si risponde insieme ai bisogni del mercato. Io penso che noi abbiamo bisogno bene di avere chiari alcuni obiettivi molto importanti, anche l'integrazione via via. Definire delle regole certe che vengono applicate, questo è il vero problema. Noi facciamo tante leggi, noi siamo stati la culla del diritto, io adesso dico siamo un po' la tomba del diritto, ogni giorno sforniamo leggi, leggine e quant'altro, non si riesce più a capire quali sono i veri valori a cui fanno riferimento, quali sono le modalità per applicarle e a volte con una certa superficialità riconosciamo dopo che gli effetti, i desiderata positivi hanno degli effetti negativi, per cui non vorrei avere posizioni troppo ideologiche rispetto a... È chiaro che il processo di integrazione nel medio periodo costa meno che altri tipi di azione. Dobbiamo capire la gradualità, quale tipo di integrazione siamo in grado di fare per non creare problemi di carattere sociale, esasperando sempre di più anche la situazione conflittuale che stiamo vivendo in questo momento anche nei nostri paesi, con un numero di immigrati esagerati, comuni che intervengono, altri che non intervengono, soluzioni positive, altri che rifiutano. Allora riuscire a dare regole chiare, cercando di studiare quali sono anche gli effetti collaterali che queste possono provocare, in modo tale da avere poi un orientamento chiaro e poi gli enti locali le devono applicare, cioè devono andare a creare condizioni positive nel nostro territorio. Le imprese stanno già facendo molto, perché molte imprese, anche piccole, che operano nel territorio, fanno un grande lavoro di integrazione, perché non aiutano solo trovano un lavoro, vanno insieme in banca a poter ottenere il mutuo, danno la garanzia, anche i nostri organismi si occupano di vedere queste che sono persone sia dal punto di vista lavorativo ma anche dell'integrazione nel sistema locale. Allora, noi dovremmo proseguire su questo percorso perché ne abbiamo bisogno, certi lavori possono essere maggiormente attribuiti a persone che stanno avviandosi verso un contesto lavorativo, un contesto sociale diverso da quello di provenienza. È chiaro che su questo deve esserci un impegno corale da parte di tutti. Dico, regole chiare, numeri idonei, una volta c'era il numero programmato, anche questo, la capacità di saper dire di no
di lavorare con gli altri stati europei, ho visto dichiarazioni del ministro presidente ungherese e degli altri che sono un po' sconcertanti, siamo in un'Europa unica, per cui noi dobbiamo batterci per poter avere la sostenibilità di questo e costruire un sistema economico-sociale un po' più positivo, anche perché forti dei valori che caratterizzano anche il nostro territorio, delle nostre radici, per cui non siamo naturalmente in opposizione a. Però dobbiamo anche capire la gradualità e non è giusto mettere per adesso in contrapposizione chi vive e chi non vive. Cioè, infatti, la gradualità giusta è... Infatti, lei ha tirato fuori una questione importante. Nell'Europa era già emerso. Chiedo a lei, professore, in Europa ci siamo posti male, abbiamo dato un'immagine di noi debole, non disomogenea, ci sono vari accenti che sono stati posti da alcuni anche osservatori così internazionali, non abbiamo contato molto, non siamo stati in grado di farci sentire abbastanza, ed è questa un po' la posizione che adesso invece si vuol mettere, poi alla luce anche di quelle che erano state le scelte, no, come ministro che potesse rappresentare l'Italia in Europa. No, la domanda è corretta. No, io credo che l'Europa si sia posta malissimo e ha fatto l'Europa una figura come tremenda. Stati oppure Europa no, come... l'Europa come Europa, come Unione Europea, perché che ha fatto da eco per gli Stati, anziché fare l'Unione Europea. L'Unione Europea dovrebbe fare l'Unione Europea, invece ha parlato con la voce di alcuni Stati ed è stato devastante questo, perché sulla riforma degli accordi di Dublino sono d'accordo, non da adesso, da prima le elezioni, sia la destra che la sinistra. Il problema è che perché va fatta, è ovvio che va fatta. Cito un caso molto semplice, gli sbarchi, che sono calati tantissimo, però adesso arrivano poco più di 120-130 mila persone, sono arrivate queste dall'inizio dell'anno, ma comunque su un'Europa che ogni anno perde 3 milioni di persone che vanno in pensione, che non sostituite da nessuno, spalmare 120.000 persone, ma anche 150.000, anche 500.000 arrivo a dire, spalmarle sul territorio europeo non è un problema, è un pezzo della soluzione ad alcuni problemi che ci sono, però vanno gestiti in maniera europea. Io ho caldeggiato anche nel libro un'agenzia europea, un Frontex che però non si occupa solo delle frontiere, si occupa anche della gestione interna, per cui qua servono questi lavoratori, qua servono questi altri, fermo restando che però bisogna smetterla di occuparsi di raccogliere in mare, cioè le persone e poi spalmarsele in giro, nessuno le vuole, per cui ce le prendiamo noi in sostanza, ma bisogna certo evitare che arrivino, e anche qua vedo più continuità che differenza tra il ministro precedente e il ministro attuale. Però, e su questa cosa anche qua vedo continuità, nel precedente e nell'attuale hanno detto però riapriamo i decreti flussi che c'erano fino al 2011, in cui si diceva regione per regione quanti ne servivano. Adesso non lo si fa più ed è un errore, perché poi nella stagione attuale in Veneto ci sono 5.000 posti mancanti, se non vado errato, solo nel settore del turismo, solo nel settore del turismo, che nessun italiano riempirà, nemmeno se gli stranieri, tutti quelli che sono in Italia, non richiedenti asilo, quelli che sono in Veneto, se evaporassero magicamente, quei posti rimarrebbero scoperti, e anche questo bisogna avere il coraggio di dirlo e di fare delle politiche conseguenti, ingressi regolari, controllati, con punteggi a seconda del livello di istruzione, della conoscenza della lingua, eccetera, eccetera, dopodiché allora sì che governi un fenomeno. Ma qua appunto l'Europa ha giocato malissimo, ha perso secondo me un'occasione storica anche dal punto di vista morale, è diventata meno attrattiva perché è stata l'eco degli egoismi nazionali. Bravissimo. Qui è passata la voce di Orban in Ungheria che diceva qua mai nessuno, è chiaro che di conseguenza gli altri dicono perché tutti noi. Ma il problema è che su alcuni temi l'Europa è molto rigida e impone agli Stati. Certo. Okay, per cui 3%, il deficit, altre discipline europee, altri regolamenti che escono quasi tutti i giorni, su questo tema non ha saputo essere altrettanto rigoroso. Come se ci fosse un interesse effettivamente. Ma anche quando l'hanno fatto in positivo l'hanno fatto gli Stati. Quando la Merkel ha detto a un certo punto ne prendo 1 milione in un anno, l'ha fatto la Merkel, non l'ha fatto l'Unione Europea. Assolutamente. Torniamo su questi temi, pubblicità pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi.